Bentrovati in diretta con l'amico e collega Andrea Bulgarelli, qui in rappresentanza della Giunta Nazionale della Federazione Italiana di Giornalismo e Comunicazione, FIGEC-CISAL. Buonasera agli ciao Andrea, ascoltatori. bentrovato, Ciao, anche perché ciao tra colleghi giustamente ci si dà del tu. Abbiamo voluto titolare così l'informazione un presidio di democrazia da tutelare, perché è qualcosa che molto spesso diamo per scontato, ma specie in un'epoca in cui la tecnologia, i social, la velocità delle informazioni che troviamo in rete è sempre più quasi istantanea, no? Molto spesso c'è come dire, la necessità di presidiarla e di tutelarla. Quella fatta bene, sperabilmente. Insomma. Quella fatta da professionisti, Marco, sì. Perché poi alla fine bisogna anche dire che tante persone criticano l'informazione, criticano i media, ma a volte sbagliano perché poi si affidano a dei sistemi di social media che ovviamente riproducono non notizie ma fake news e che non sono controllate, che generano molto spesso anche incomprensioni e anche un'errata comunicazione alle persone e ai cittadini. E tutto ciò ultimamente purtroppo si amplificherà ulteriormente perché i principali social media hanno deciso di eliminare il fact-checking, che comunque era una sorta di filtro o di verifica delle informazioni che venivano pubblicate, editate e poi attraverso determinati algoritmi diffuse al mondo intero, dando invece in questa maniera, tanti dicono di no, ma secondo me sì, ulteriore valore a quella che è l'informazione fatta attraverso professionisti, quindi giornaliste e giornalisti che fanno un percorso formativo, fanno un percorso lavorativo, si impegnano quotidianamente nella ricerca delle notizie in modo da trasmetterla ai lettori, che invece si trovano in grande difficoltà. Difficoltà perché il settore dell'editoria è verosimilmente in crisi da molto tempo, anche perché ovviamente la concorrenza fatta dai social media o comunque da piattaforme che si definiscono di informazione ma che in realtà non lo sono e che quindi ovviamente non hanno costi, non hanno persone a cui pagare lo stipendio e non hanno professionisti impegnati quotidianamente sul campo. E questa è una cosa che purtroppo va definita. Andrebbe definita, secondo quello che noi stiamo portando avanti anche come sindacato, attraverso una riforma normativa, che ormai abbiamo leggi che hanno oltre 60 anni e l'algoritmo si sviluppa al nanosecondo e quindi è impossibile riuscire a competere con questo sistema, ma soprattutto non c'è un riconoscimento di quella che è una professione ormai che è un presidio, come hai detto tu, di democrazia. E lo ha ripetuto anche il Presidente della Repubblica all'inaugurazione al Maxi di Roma della mostra per l'anniversario dell'agenzia di stampa ANSA. Quindi diciamo c'è un riconoscimento comune, però mancano gli strumenti per riuscire a tutelare in maniera completa quella che è la professione giornalistica. E tra l'altro persone che anche rischiano la vita, no? Quotidianamente. Abbiamo assistito ad esempio al caso di Cecilia Sala, ma lo ha ricordato anche Fausto Biloslavo in occasione della Rosa d'Argento ricevuta al Teatro Rossetti il 6 gennaio da Confcommercio. Ha ribadito il fatto che queste persone rischiano sul campo la loro vita per trasmettere alle persone, cioè a noi, quella che è la realtà della guerra, non una realtà virtuale ma una realtà reale, e quindi Trieste peraltro ha pagato con molti giornalisti che hanno perso la vita proprio per andare a testimoniare le realtà belliche che ci sono in giro per il mondo e che oltre a generare vittime tra i civili genera anche vittime tra i giornalisti. Tra l'altro quando parlavi di informazione e anche di capire chi sta parlando e chi ha controllato cosa, il tema è che ormai sostanzialmente non esiste più come una volta, no, il giornale di carta, la TV che si guarda solo con la TV piuttosto che la radio, ma esiste sostanzialmente uno smartphone in cui si vede tutto, ma magari si fa fatica a distinguere quello che si sta leggendo, ascoltando, nel senso che sembra tutto uguale perché arriva dallo stesso strumento e invece puoi avere il social, puoi avere il telegiornale, puoi avere il sito o piuttosto che il giornale scaricato online, piuttosto che la radio o un blogger che parla per conto suo. Quindi è difficile perché arriva tutto dalla stessa fonte e a molte persone sembra tutto vero, tutto
uguale come fonte primaria non lo è. È pienamente giusto questo, anche perché ormai la cross-medialità è quasi esasperata, no? Noi troviamo notizie ovunque, però non troviamo notizie magari attendibili. Difatti con un gruppo di persone coinvolte attraverso l'associazione Studium Fidei, che è coordinata e tra l'altro fondata anche da Monsignor Malnati, che è spesso ospite anche a Tele4, abbiamo cercato di porci delle domande e abbiamo poi redatto una carta che dà dei suggerimenti, no? Crea anche dei quesiti su tutto ciò, quello che sta avvenendo, no? Ad esempio, attraverso l'intelligenza artificiale ormai vengono anche prodotte notizie, però queste notizie sono sul web senza una chiara identificazione che sono prodotte dall'intelligenza artificiale e magari vengono scritte da strumenti ovviamente strutturati da algoritmi che traggono dal web materiale che viene prodotto dai giornalisti veri e propri, no? Senza tutelare ad esempio quello che è il diritto d'autore. Negli Stati Uniti ci sono delle cause tra New York Times e altri grossi giornali nei confronti di queste multinazionali dell'intelligenza artificiale, perché tutti questi strumenti vanno a nutrirsi di ciò che l'uomo produce. Certo. Noi nella Carta di Trieste parliamo di una riserva di umanità all'interno di quelle che sono le professioni delle persone umane, no? Abbiamo coinvolto medici, abbiamo coinvolto avvocati, giornalisti, docenti universitari, in modo proprio di andare ad analizzare e a porre dei temi. Uno dei temi che alla fine all'articolo 10 noi andiamo a evidenziare è quello che va prevista a livello normativo una responsabilità di chi produce l'algoritmo, di chi lo utilizza e di chi lo gestisce, perché l'algoritmo ovviamente va a strutturare delle risposte che le persone cercano. E dico, cercano ad esempio informazioni di un certo tipo e allora l'algoritmo gli propina sempre quel tipo di informazioni, che può alla fine anche creare dal punto di vista psicologico delle dipendenze o delle reazioni che magari non riescono ad essere gestite. Allora, di chi è la responsabilità? Addirittura i medici ci hanno detto, ah sì, sai, tanti fanno delle ricerche online per capire come curare una malattia. E chi ha la responsabilità se quel soggetto poi sceglie di non andarsi a curare presso dei professionisti all'interno di quello che è il sistema sanitario, ma decide di fare da sé e poi magari non ha la fortuna di trovare una soluzione? Chi è responsabile? L'algoritmo? L'intelligenza artificiale? A me colpisce molto da questo punto di vista come in un mestiere che è fatto di sfumature molto spesso, no? Usiamo il condizionale, mettiamo o non mettiamo quel nome o quel cognome, ci sono dei minori coinvolti, cioè tutta una serie di ragionamenti che si fanno quotidianamente, soprattutto sulle notizie di cronaca. Qui si ferma tutto, si butta tutto dentro questo frullatore ed esce un articolo, un audio. A me oggettivamente spaventa. Spaventa anche perché noi come giornalisti abbiamo la carta di Treviso, no? Certo, che non è la carta di Trieste, ma è quella di Treviso. Non sono sfumature da poco. Che tutela i minori, no? Che tutela l'immagine dei minori, non possono essere riconoscibili, neppure i percorsi di parentela, no? Perché non si può identificare nessun tipo di collegamento con i minori. Poi invece se andiamo a vedere sui social assistiamo a unboxing con i ragazzini che aprono dei pacchi, magari dati da qualche società che promuove o sponsorizza determinati post e nessuno dice niente, no? Allora, perché ci sono questi due pesi e due misure? Perché manca una regolamentazione? Noi la stiamo stimolando da tempo, abbiamo anche stimolato la politica, abbiamo anche ricevuto delle manifestazioni di condivisione su queste tematiche, però serve pressare, cioè la nostra categoria alla fine deve insistere per riuscire a tutelare quella che è una professione rispetto a ciò che invece non è una professione umana, ma è una elaborazione digitale fatta attraverso sistemi informatici. Allora, vale più l'uomo o vale più la macchina? Questo è un grosso problema. Tanti poi dicono, beh, ma benissimo, viene prodotto dall'intelligenza artificiale, spetta poi al giornalista verificare l'attendibilità del testo. Certo, ma se non sono citate le fonti, come riusciamo noi a capire se uno strumento che vuole essere sostitutivo e non coadiuvante dell'attività del giornalista ha prodotto qualcosa di vero e di verificabile? È impossibile. Certo, questa è una complessità ed è interessante proprio che sia partito da Trieste questo, diciamo così, questo movimento, questa
necessità di fare chiarezza in questo ambito, diciamo così. E partire da Trieste, con Don Ettore, peraltro già più di 2 anni fa, iniziamo un percorso per capire appunto l'utilizzo dei social, no? Come i social possono tutelare i minori. Adesso tutti quanti abbiamo assistito che sia Facebook sia che altre piattaforme hanno messo delle limitazioni, no, per l'utilizzo dei giovani, però intanto sono passati 2 anni, no? In questi 2 anni cosa è successo? No? 2 anni e mezzo, ecco, ho iniziato a parlarne. E da lì c'è stato uno spirito di condivisione, no? Perché poi alla fine tutte le professioni, certo ci saranno molte professioni del futuro in più, però in particolare per quello che è il settore giornalistico va come dire, tutelato già l'esistente, no? Che ha già delle difficoltà. L'altra settimana, una decina di giorni fa, ad esempio abbiamo lanciato una proposta. Ok, ci sono finanziamenti per i prepensionamenti, che poi alla fine molto spesso significa anche svuotare le redazioni, quindi rischiare di fornire un prodotto giornalistico di qualità inferiore. Perché non esiste un bonus? Non un bonus regalato, ma un bonus che vada a sostenere gli abbonamenti che le persone possono fare o per una testata, per un media tradizionale, per un media digitale, insomma cercare di, come dire, facilitare il riavvicinamento, no, a quelli che sono i media tradizionali, cioè gli strumenti realizzati da giornalisti professionisti, pubblicisti, che hanno quindi una certa veridicità della notizia perché sviluppata attraverso come dire, il rispetto di determinate regole. Perché non si può fare una cosa del genere? In realtà sarebbe un aiuto, ma sarebbe un aiuto alla democrazia, perché più le persone leggono e più hanno la possibilità di, come dire, scegliere mezzi diversi, certo, per costruirsi un'opinione più coerente. Anche perché l'algoritmo invece, il famoso algoritmo, anche sugli smartphone, su dispositivi digitali eccetera, ti indica argomenti in linea con quello che è magari il tuo pensiero, il tuo interesse, no? E rischi dopo un po' di tempo di vederti proporre solo determinate cose, no? E questo soprattutto per le giovani generazioni può essere un limite, no? Perché non attingo a 360 gradi ma solo da un certo tipo di mondo. No? Infatti una volta nelle scuole, ad esempio, veniva insegnato, no, come dire, la lettura dei quotidiani. No? Non dico che dobbiamo arrivare di nuovo a quel punto, che però non sarebbe neanche una brutta cosa, perché magari sono anche ore, come dire, piacevoli e divertenti in cui ci si confronta con i docenti. Però altrimenti c'è il rischio di avere vicino a te magari un amico che ti dice sempre hai ragione, hai ragione, hai ragione, ma nel momento in cui sbagli ti rendi conto che l'aver avuto sempre ragione ti può portare anche sull'orlo di un precipizio. Quindi, come dire, il confronto, la dialettica, la capacità di poter attingere a varie fonti per poi crearsi un'opinione, no? Però in maniera libera, non condizionata. Noi come FIGEC pensiamo che sia una grande libertà, no? Il giornalismo ti offre questi strumenti, il giornalismo ha dato la vita di tante persone per dare informazione, no? Perché noi viviamo in una bella democrazia, ma ci sono anche paesi in cui i giornalisti per poter comunicare la realtà hanno rischiato e rischiano tuttora la loro vita. E quindi reputiamo che questo sia una professione che va tutelata, ma soprattutto va, come dire, messa sullo stesso piano di quelle che sono invece le libertà che il mondo digitale aveva e continua a avere anche in questo momento. Andrea, io ti ringrazio molto per le tue parole, le tue considerazioni che insomma tra l'altro condivido nella totalità. Grazie anche per il lavoro che fai con il sindacato. È tutto per questo spazio. Restate con noi, restate su Tele4, la serata continua anche con Ring.